speciale elezioni. Interviste e commenti sulle prossime elezioni. Ben ritrovati agli amici di Radio Veneto 1, un nuovo spazio di approfondimento politico dedicato alla presentazione di programmi e candidati in vista delle elezioni del prossimo 4 marzo. Nostra ospite Laura Puppato, senatrice del Partito Democratico, candidata al Senato per il Partito Democratico nei collegi uninominale di Castelfranco, Montebelluna, Belluno, anche abbiamo detto parte della provincia di Venezia, e poi nel plurinominale, sempre per il Senato, il collegio che comprende Treviso, Belluno, Venezia, Rovigo. Sono 2 i collegi plurinominali del Senato del Veneto. Ben trovata Laura Puppato, grazie ancora per essere nostra ospite. Grazie a voi. Insomma, è un tema su cui si è detto molto, ma in cui ancora la tensione è elevata da parte dei cittadini e da parte delle imprese. Le tasse, la fiscalità, la pressione fiscale. Ecco, che modello di fiscalità volete perseguire? Di sicuro non la flat tax, e spiego perché. In questi giorni sto stampando alcuni manifesti che riportano un'analisi che è stata fatta proprio dall'Associazione Calciatori Italiani. Dall'Associazione Calciatori? Certo che sì. Dove risulta quanto verrebbe risparmiato in termini di fisco e quindi di tasse per i calciatori della Serie A. E sono 222 milioni, non bruscolini. Higuaín, per esempio, da solo risparmierebbe più di 4 milioni l'anno. E non mi pare che sia questa una buona logica. 220 milioni tolti ai ricconi del calcio, dati ai ricconi del calcio e tolti ai servizi, alla scuola, alla sanità, al sociale, alle povertà. A me sembra letteralmente un insulto, no? In un paese con queste lo ricordiamo, Laura Puppato, chiedo scusa, la flat tax, per chi magari non lo sapesse, è una tassazione che si basa su un'aliquota unica percentuale. Ma oggi la nostra tassazione si dice progressiva, cioè sì, chi guadagna di più poi paga anche una percentuale in progressione più alta rispetto agli altri. Come avviene in tutti i paesi occidentali, esclusa... Chiaramente il mio 20% pesa molto di più rispetto al 20% di Higuaín, che quindi è sicuramente favorevole, appunto. Esattamente così. E devo dire, hai fatto bene a spiegarlo, la progressività della tassa è proprio prevista dalla nostra Costituzione, nel senso che c'è scritto che ciascuno di noi dà secondo le proprie disponibilità in progressione, appunto, rispetto alle disponibilità, perché a una persona che ha poco devi chiedere poco o nulla, a una persona che ha molto devi chiedere molto, perché deve contribuire al sistema dello Stato in relazione alle proprie capacità di reddito e di lavoro. Quindi noi siamo completamente contrari all'applicazione della tassa dello sceriffo di Nottingham, come l'ha definita giustamente Renzi, nel senso che dà ai ricchi per togliere ai poveri, insomma, quindi siamo all'inverso rispetto a quello che ci vorrebbe. Invece, qual è il nostro sistema? Parliamo di noi. Beh, innanzitutto io voglio dire che nel corso di questi anni, nonostante una crisi pazzesca, un'Italia nel baratro che abbiamo ereditato nel 2013, siamo riusciti a ridurre, portando dal 42,4 al 40, qualcosa, la tassazione generale. Non è evidentemente ancora quello che vorremmo, noi potendo scegliere ovviamente vorremmo semplicemente abbassarle le tasse, abbatterle anzi. Il problema è che lo devi fare con ragionevolezza, dentro quel sentiero stretto, per dirlo con le parole di Padoan, che ti permette, uno, di garantire i mercati, perché poi i mercati finanziari appena capiscono che l'Italia sta facendo giochi, diciamo, pericolosi dal punto di vista finanziario e dal punto di vista fiscale, ovviamente peggiora la nostra credibilità, e appena adesso l'abbiamo rialzata ottenendo appunto un miglioramento di quella che è la nostra capacità di reddito e di spesa, e quindi
la nostra credibilità nei mercati finanziari, avendo 2.170 miliardi di debito pubblico, evidentemente dobbiamo stare molto attenti ed aumentarla questa credibilità, perché questo riduce il costo del denaro che ci viene ad essere prestato e dobbiamo ridurlo, tra l'altro, questo debito, perché io non voglio lasciare ai miei figli, ai miei nipoti, non vorrò lasciare un debito che è una zavorra così pesante. Vogliamo raggiungere progressivamente quel 60%, 70% rispetto al prodotto interno lordo, che per l'Italia significa che su 1.600 miliardi circa oggi di prodotto interno lordo dovremo ridurre questo debito pubblico di quasi 900 milioni. Quindi abbiamo un grande lavoro anche di riduzione del debito pubblico da fare. Ma, detto questo, in questi anni siamo riusciti a cancellare completamente, per esempio, le tassazioni, come sappiamo, sulle abitazioni, l'IMU non c'è più, prima casa. Siamo riusciti a cancellare IMU e IRPEF per quanto riguarda l'agricoltura, quindi se oggi possiamo permetterci 10.000 imprese, guardate che 10.000, soprattutto giovani imprese in agricoltura, all'anno nuove, questo è uno sviluppo del settore primario che nasce anche in relazione al fatto che abbiamo praticamente tolto di mezzo la tassazione per gli agricoltori, soprattutto per i nuovi agricoltori. Poi abbiamo visto che ha funzionato tantissimo per aumentare il lavoro, l'occupazione, la qualità dei nostri edifici, intervenire progressivamente fino a come dire, renderlo fiscalmente garantito per 3 anni l'ecobonus, che oggi va dal 50 all'85% per chi intende intervenire presso la propria abitazione, per esempio, o il proprio edificio, anche artigianale o industriale, mettendolo in sicurezza antisismica. E guardate, in un territorio che ha più del 60% del proprio territorio, noi a rischio tellurico, sismicità, e noi nel Veneto siamo quasi completamente a rischio tellurico, va bene? È importante sapere che lo Stato ti ritorna in termini di tassazione l'85% del costo, stiamo parlando di quasi tutto, va bene? Una cifra percentuale che insomma è stata giudicata dalla stessa ANCE eccellente. ANCE è l'Associazione Nazionale Costruttori Edili. Perché cito l'ANCE? Perché è chiaro che non possiamo continuare a costruire, siamo un relativamente piccolo paese con già 60 milioni di abitanti, non è che possiamo pensare di continuare a cementificare con i problemi che poi ci troviamo di suolo, bravissimo, che poi con i problemi che ci troviamo a vivere in caso di alluvione e quant'altro, ma dobbiamo razionalizzare, cioè migliorare la qualità dell'edificato. Quindi da questo punto di vista questo sviluppa, diciamo, il lavoro in edilizia, ma nel contempo non massacra il territorio e insieme porta benefici alle famiglie, perché vedete, se hai un'abitazione in cui il tuo comfort è garantito e il tuo costo per il suo raffrescamento, o meglio per il suo riscaldamento, è praticamente vicino allo zero, per l'elettricità, la manutenzione, eccetera, eccetera, pannelli solari, pannelli fotovoltaici, coibentazioni, naturalmente i serramenti adeguati di qualità e naturalmente l'edificato stesso, insomma, no? E la stessa caldaia e quant'altro di qualità, tutta sta roba qui significa che le tue bollette si riducono di un terzo, a un terzo, in alcuni casi non dico si cancellano, ma insomma io per esempio che ho pannelli solari fotovoltaici, caldaia cambiata grazie all'ecobonus, insomma ho cercato di sviluppare al meglio. Insomma, prima pagavo cifre di energia elettrica anche 300 euro ogni 2 mesi, adesso paghiamo 20, 30 euro, 40 euro, quindi è così che si risparmia, cioè una famiglia deve anche potersi garantire un minor costo mensile, oltre che minori emissioni in atmosfera, minore inquinamento. E poi il nostro programma. Il nostro programma è molto ricco dal punto di vista fiscale. Prima cosa, IRES. Questa è una tassa delle imprese. Parliamo subito di loro. Dal 27,5% fisso lo abbiamo portato al 24% a partire dal 2017. Quindi quest'anno le imprese pagheranno per la prima volta nella loro storia 3,5 punti in meno, che sono tanti soldi, sono quasi il 15%.
E questa cosa è un primo passo. L'obiettivo, lo abbiamo scritto, è il 22 per le imprese. Quindi vogliamo scendere dal 27,5 a un complessivo 22, che vuol dire 5,5 punti, e quindi essere più o meno sulla media europea, stare a un livello, diciamo, accettabile. Abbiamo diminuito il costo, le tasse sul lavoro, il costo per le aziende che assumono. Vogliamo fare, se possibile, ancora di meglio, ma nel frattempo vogliamo aumentare, dopo gli 80 euro dati a tutti indistintamente da quest'anno anche alle forze dell'ordine, 80 euro mese per ogni dipendente della pubblica amministrazione e del privato, che come sapete insomma sono stati i primi 10 miliardi che abbiamo messo a disposizione di questo cuneo fiscale per migliorare il reddito dei lavoratori, che era molto basso e che continua a non essere accettabile in questo paese. Ebbene, lo vogliamo portare, adeguare, portandolo anche alle potenzialità degli autonomi a cui abbiamo dato maternità, congedo, che non c'era, e oggi vogliamo implementarlo anche con redditi adeguati e con un'attenzione da parte dello Stato adeguata. Poi ancora, quoziente familiare. Che cosa vuol dire? Noi vogliamo che nel prossimo futuro le famiglie siano premiate, perché prendere 30.000 euro l'anno ed essere in uno o magari in due è una cosa. Quando invece hai figli, tutto il tuo reddito si divide per. Ebbene, questo quoziente familiare, modello francese, dice che io invece di farti pagare in relazione a un reddito, come se non mi interessasse quante persone ci vivono con quel reddito lì, io ragiono in relazione al fatto che il tuo reddito lo divido per il numero delle persone del tuo nucleo familiare. E questo abbatte il reddito. Perché? Perché lo abbiamo detto, la tassa è progressiva. Quindi, se lo devo dividere su 5 teste, diventerà che quei 30.000 euro sono 6.000 euro di reddito, e siccome ho una quota esente, finirò per non pagare le tasse o per pagarne davvero molto poche. E che cosa significa questo? Significa aumentare il reddito. Meno tasse, più reddito. Vuol dire che lo Stato, che premia la natalità, e ne abbiamo estremo bisogno, perché sappiamo che quanto da 1 milione, bassa esatto, l'Italia è la natalità in Italia, troppo certo. bassa, non ci permette, non è solo una questione, lasciatemelo dire, di generosità, è una questione statistica, è una questione matematica. Noi non possiamo permetterci di abbassare troppo la natalità, perché il problema è sulle pensioni di domani. La sostenibilità del sistema, no? È la Come si sostenibilità del sistema. Quindi o aumentiamo la tassazione, e questo diventa pazzesco in un paese dove la tassazione è già troppo alta come da noi, oppure diamo, diciamo, una contribuzione che non è una contribuzione classica, ma è una compartecipazione da parte dello Stato rispetto alla vita dei cittadini. Cioè a dire, un figlio non lo fai solo per te, lo fai per la comunità. La comunità si prende carico di questa grande tua responsabilità, di questo tuo impegno economico. E quindi il quoziente familiare. Parliamo di 240 euro che vorremmo dare mese per ogni figlio, fino ai 18 anni di età. Parliamo di fiscalità ridotta pesantemente e molto bene a favore appunto dei genitori con figli. Insomma, vogliamo attivare un'Italia della responsabilità, dove effettivamente gli asili siano gratuiti e ci sia per ogni famiglia un'attenzione particolare rispetto appunto alle questioni della loro vita, della loro sopravvivenza, oltre a continuare, oltre al REI, che tra l'altro sta avendo un grosso successo, ma insomma non so se dire che è un successo, dico che è stato molto apprezzato, ecco, da tantissime famiglie italiane. Abbiamo avuto davvero decine e decine di migliaia di richieste immediate, non so a quanto arriveremo, ma certamente ben oltre quello che ci siamo prefissi, perché questo è un reddito integrativo che diamo anche in questo caso in relazione alla numerosità del nucleo familiare, a partire dai 200 euro fino ad arrivare ai 500. Grazie allora a Laura Puppato per averci tracciato anche un quadro delle misure relative alla fiscalità,
proposte dal Partito Democratico, che rappresenta come volano di sviluppo, fiscalità anche come volano di sviluppo economico e sociale. Soprattutto un volano di sviluppo che tenga in particolare considerazione il tessuto sociale più debole e che è diventato poi quello medio e quello delle famiglie oggi, va bene, per cui la povertà invece che diminuire, ai noi, è rimasta piuttosto troppo pesante, non la possiamo accettare e assolutamente vogliamo evitare una flat tax che diventerebbe per costoro l'ennesima mannaia sulla loro vita, perché veramente è inaccettabile semplicemente pensarlo, quello di andare a identificare un'aliquota unica come se i ricchi e i poveri dovessero pagare la stessa percentuale. Non mi ricordo chi diceva che percentuali uguali tra disuguali sono la maggiore delle disuguaglianze possibili, cioè sono la maggiore delle ingiustizie possibili. Mi pare Don Milani. Quindi insomma credo che non dobbiamo assolutamente commettere questo errore, non facciamolo politicamente votando chi vuole infliggerci questa pena. Grazie a Laura Puppato, candidata al Senato per il Partito Democratico, grazie per essere stata con noi. Grazie a voi. Grazie per averci seguito, l'invito è a prossimi appuntamenti di approfondimento dedicati alle elezioni politiche del 4 marzo sui canali di Veneto 1. Speciale elezioni. Interviste e commenti sulle prossime elezioni.